vedete, il venerdì va tutto male. E bugie. Non ci dice se ne sta uscendo il capo di Gigino Pastore. Spusatino di città frasquillo, c'è bella figlia, c'è bella figlia. Buongiorno, 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 buon 28 settembre, mamma se ne esce una mas. E domani è il gran giorno, per tutti gli amici di Barletta Est e per tutti gli amici che si chiamano Michele, Arcangelo, Gabriele, quante belle persone che si chiamano Lello, Raffaele. È bello ragazzi, veramente bello, ve lo posso garantire che domani ci sarà la festa di San Michele a Barletta San Giacomo, dove tutti noi di Barletta Est faremo un gran tributo al grande e mitico Lucio Battisti, che noi dovevamo farlo il 9 settembre, ma per la disfida di Barletta non è stato possibile. Lo facciamo domani con degli ospiti veramente eccezionali. Venite e vi divertirete, perché non faremo solo Battisti. E allora buongiorno cari amici. Oggi un orario insolito perché sto facendo dei servizi per la mia cara mamma, che voglio tanto bene. Un saluto a tutti gli amici che vedono il buongiorno sempre in ritardo, però l'importante è che lo vedano. Vedi, e a sé la precedenza qua a Barletta niente, non la conoscono proprio. E niente, oggi era giusto per farvi un saluto, un gran saluto a voi tutti, perché oggi inizia un buon weekend, oggi è venerdì e tutti quanti, il tempo si sta sistemando, anche se ormai fa un po' di fresco l'abbiamo avuto alla grande, perché la sera devi mettere qualcosa di, non dico di pesante, ma di manica lunga, non puoi andare più con le bermuda. E poi anche è giusto, siamo anche al 29, al 28 settembre, cioè siamo quasi a fine mese di settembre, non è che ci possiamo lamentare, cioè che se ci lamentiamo siamo veramente il colmo. Ciao Savino! Grande Savino Maffei, grande, veramente grande. Ce ne vorrebbero una ventina di Savino Maffei a Barletta. Una ventina e Barletta sarebbe una delle città più belle del mondo, perché ha idee di imprenditore, ha idee di vivere la città bella, di farla vivere bene, e poi è un capo azienda che dà da mangiare a 100 famiglie. Chapeau al grande Savino Maffei, al di là dell'amicizia che ci lega da Mercresciut, mi ha visto nascere, e posso dire solo, vedi, all'improvviso questa cosa, perché Savino l'ho trovato qua nelle macchine, nel traffico, e sto parlando di Savino Maffei, ma senza tornaconti, perché veramente è una persona ad hoc, ripeto, ce ne vorrebbero di questa bella gente. E allora il Barletta ieri ha vinto 4-1 col San Severo. Cannito, il sindaco Cannito, che
che sporge denuncia a quelli della Barsa e quelli del sindacato replicano. Vediamo chi ha ragione, chi ha torto. La cosa è certa, ragazzi, che tira e tira a Spitz, tira, la corda si spezza, perché stiamo in emergenza in tutto, ma veramente in tutto, amici, stiamo in emergenza dappertutto, nelle scuole, negli ospedali, nei servizi pubblici, nei vigili, cioè siamo in emergenza, allora io dico elogiare chi veramente lavora, elogiare alla grande e a manella caccia da chi che fa di sfare, ma è così, è così. Ciao! E a volte uno deve anche capire di che cosa dice molto ma passeglia, dice molto ma morire, di che è morto di non morire, perché a volte uno vuole fare, ad esempio c'è un ragazzo, Giuseppe, che io saluto, che sta organizzando una cosa bellissima per Barletta, però bastoni tra le ruote ce ne stanno mettendo tantissimi. Ecco il nostro grande papà, che io veramente starei un giorno con lui. Vedete, un grande papà, il grande mitico Eraclio. Antonella, perché ridi Antonella? Ma la dispercerei Antonella? Poi ragazzi, io voglio dire, va bene, chi non lo fa, lo faccio anch'io a volte, chi ti chiama, ma la chiamata breve, ma che tu la metti a parlare, a chattare il telefono nella macchina, vedete, io ho le mani qua, io ho il braccetto, ripeto, vedete le mie mani, anche se non sono belle, però ce l'ho qua le mani. Cioè ragazzi, cercate di avere più rispetto nella vostra persona, perché non è che voi non vi rendete conto di quello che può accadere, perché è inutile quando state con una mano al telefono, vedete, con salto il telefono, vedete, non è che vi dico chiacchiere, cioè qui bisogna rispettare la legge del telefono, perché qui è importante, perché cioè, puoi prendere sotto persone che non c'entrano un cavolo, perché sei distratto, perché ti distrai, è così. Ecco, questa è la via della festa che faremo domani, che faremo la festa di San Michele. Questa è San Giacomo, la chiesa di San Giacomo, qua ci sarà la festa di San Michele, bellissima festa, perché è voluta a tutti i costi dal mitico Don Sabino, veramente una persona, mamma mia. Ciao! Buongiorno. E qui ci sarà il palco, dove qua, vedete, qua c'è la chiesa, una bellissima chiesa, dove funziona veramente, grazie a Don Sabino, perché Don Sabino riesce a trattenere tutti questi giovani, veramente, anche se abitano da altre zone, perché questa è una delle chiese più antiche di Barletta, ancora non sapete, forse è una delle prime, ed è molto bello che un parroco riesce a trattenere tutti questi bei giovani. Noi siamo di fronte al comune, dove veramente, vedete, è mostruoso come, è maestoso, mostruoso come palazzo, dove qua è il centro smistamento di tutte le vie, perché di qua vai dappertutto, destra Trani, sinistra Foggia, Margherita, non so cosa è destra, ma io vi dico Solca, Barlit e a Vest. Cioè, poi un'altra cosa, è bello vedere ora che si rispetta anche il semaforo a piedi, molta gente sta rispettando, cioè, bisogna anche farli capire. È questione di civiltà, è questione di
di rispetto, cioè è un sinonimo di rispetto. E poi ripeto, non è che siamo tutti santi, cioè, tutti quanti abbiamo sbagliato nella vita, però migliorarsi fa sempre bene. Domani vi aspetto, ragazzi, domani vi aspetto, perché c'è anche il panino con la salsiccia del mitico Don Sabino. Faranno dei panini con la salsiccia buonissimi, e poi è sabato, ci possiamo divertire a modo nostro, un sano divertimento. E con questo, ragazzi, io vi saluto e vi auguro un buon weekend, buon inizio weekend, buon venerdì, buon tutto, ragazzi. Un abbraccione, vi auguro il meglio del meglio, vi raccomando, Barlit e Avesti. Ciao a tutti.